che sanno hulate, dai crembe della haper hurbineto lo harramu. Harrado hurbineto pastore, tu mi. A terra! Sincrar desaddobiu desa mesa pro va veddare desu prezio desu latte fatti in casteddu e chi non han risolto nudda si non de transire cale si sia decisione sos pastori sun sempre sprusi scunnortausen e chidaoso. Questo manzano s'hanno dato appuntamenti in Sacchento Trintuni su Nuracchelosa abbiano fatto una manifestazione de protesta hanno firmato un'autobotte trasportu latte canir bodiau tutto su garri in mese su camino e su mattesi hanno fatto sos pastores a riborda e su enugoro che in salami ardelatte in pessu murtu. Sa situazione ermezzana e biete a cuntierra pastores e industriales desulatte pro su prezio desulatte che a su pastore li upacana 60 centesimos un prezzo considerato troppo basso dai sos pastores chi non basta alli spaccare sorgastor desa produzione. Sa mobilitazione se ti sparghinando in totus a Sardigna totus os allevadores preferin a che l'imbolare su latte pro non lu vendere a su prezzo stabilio desos industriales. Ma sa mesa prova a vedere desa questione mancari belle totus siana concordese che in sos articulos o desaccordi in discussione e firma proprio supra su prezio desu latte. Una desas ipotesi pro risolvere su problema est che sos industriales e su mundu cooperativistico piccano in considero un'intesa che lighette su prezio desu latte su prezio desu pecorino romano in su listino de Milano. Ma su tempus escolandes as protestas desas ultimas horas mostrano che sa situazione sposta male e precisa fa che rimpresse accordo chi considerete sos interessos o de totus as partes in campo. S'amministrazione comunale de Nugoro, data eschire chi sa giunta de sus indicusoddu, ha deliberato approvazione desintervento pro cacabare su tretto desistatale 129 entrando a Nugoro circonvallazione sud. Sa giunta regionale si leghet in su comunicato de su comune, ha approvato a programmazione de sus interventos pro cacabare infrastruttura viarias e interventos strutturales de rucradas stradales previdiar de su patto pro si sviluppo de sa regione Sardigna, firmato in su 2006, finanziato in su dinare de su fondo de sviluppo e coesione 2014-2020. In quest'ambito, su comune a tappi un finanziamento di 1.730.000 euro pro cacabare un'infrastruttura che sa città de viti settande de meda e chi comosa a poter facere grazie a custodinare desa regione pro completare sa struttura viaria de Sisula. Sa città de Duncasa a poderare un'arteria de comunicazione nova de importu che ha a mezzorare s'intrada desa zona ovest desa cittade Bado e Carros, Corte e Città Giardino. Un risultato importante per l'amministrazione comunale, concluitis a comunicazione, chi dai principi de su mandau ha traballao pro riqualificare as periferias. In Sardegna miliardos de euro de investimentos già stanziaos pacaos chi in sa stassa de sos sardos sono firmos pro neche desa burocrazia. Denunziare questo disaccatto in Sisula ove mancata su traballo e sorzovanos emigrana este Giorgio Del Piano, presidente de Confappi Aniem Sardigna e vicepresidente nazionale dell'Assozio Nazionale Impresas Edilese e Manifatturieras. Del Piano pediti a sossette candidaos a presidente desa regione desipiccare impinno in caso di elezione de sbloccare imprese sorfundoso chi zai bisunu. S'assozio ata calculao chi sunu 8 sur miliardo de investimentos pubblicos e privaos zai istanziaos e firmoso. Del Piano sos candidaos aumentata chi secundus Istat cada euro pubblico in investimentos infrastrutturales attivata investimentos direttos e indirettos pro 3 miliardos e mesu e cada miliardo generata bindichimizze chi invichentos occupao novos. Gastando esos 8 miliardos a disposizione in Sardegna si diano a podere evocare a pizzu 130.000 postos de traballo e mancaris al lezzer de bilancio regionale in sos ultimos annos appan apposta a disponimento risorsas de importu sono tutto bloccadas a proneche de proceduras amministrativas impossibiles sopra desas vortas a bichere annos provac spartire unu cantieri e in sinteris as aziendas fallini e sos traballadores lo licenziano.
Cancro, prevenzione non stop dopo i 65 anni. Estesa a campagna nazionale di prevenzione dei tumores in sas personas anzianas avata da AIOM, Assozio Nazionale di Oncologia Medica, in tutto sul territorio italiano, pro informare la popolazione chi ha più di 60 chimbannoso e che oramai rappresentata de chimbe una persona, di su chi tocca de vacere pro prevenere esos tumores. Esordatoso AIOM Nana, chi su 60 battos prochentu de esos tumores e corfitis as personas e in più di 60 chimbannoso e sa riscu este 40 voltas plus artu pro chi ha un'edade da esorbinti a sor 40 battorannoso. Sa campagna nazionale de AIOM, cominciata in Capitan, eris ha fatto tappa in Nugoro, in sintesi de una dobiu vatto in sa sala conferenzia sa desa confidi, sa dobi sti stava maniao desa socio pro sa difesa desor diritto desos anzianos o desa will pensionaoso, che in su patrocinio de su comune de Nugoro da Senior Italia. Per su comune de Nugoro biviti Valeria Romagna, assessora sul servizio sociale, sa dottora Giuseppina Sarobba, coordinadora regionale de AIOM Sardegna, tavattu sarelata medico scientifica de uvesti sia a campo chi sa spessone de prur de 60 chimbannoso non sichini un stile de vida corretto. Su de che prochentu pippata, 79 prochentu non manicata, fruttora e verdura a maniera regolare, su 20 chimbe prochentu va che tu una vita sedentaria e su de che 9 prochentu vivete troppo alcol. E prosa letteratura scientifica tutto custoso su un fattore de a risco chi caionana su 40 prochentu desos tumores. Sa polisportiva Gigliotti Team de Nugor in sos campionatos italianos assolutos de lotta greco-romana vattu in su Vinechida passau in Ostia e stessiasa ai vinti in mezzo de 60 squadras partecipantes. Si squadra nugorese sti sta das unica formazione sarda partecipò a sos campionatos che rappresentano un momento importante di una disciplina che ha fatto storia dei sport mondiale e olimpico. Si squadra Gigliotti ha presentato tre atletas, Asor Frades, Edoardo Giovanni e Marco Gigliotti, che hanno combattuto in sas categorias a 97 70 battere 86 kg e si sono tutto distintos mantenendo alto su numero di sport nugoresu che in sormenzo su specialistas italianos desa lotta greco-romana. Contento ormai dunque sa della trasferta de Ostia, caso atleta nugoresos hanno confermato a valentia e si impinno di ogni scuola de lotta barbaricina chi gareggiata per inaterar disciplina sa che si strumpa su sambo chieste sa tecnica di difesa personale desarmata russa sovietica su judo e sa lotta libera. E proprio chi sa lotta libera su Gigliotti Team a essere impinnato Torra in Ostia e in prur desor frader Gigliotti hanno partecipare pure Roberto Gungui chi gareggia in sa categoria 86 kg, Maria Luisa Vloris categoria 57 kg e Emanuela Mulas in sa categoria 50 kg.